21 settembre è stata la giornata mondiale dell'Alzheimer. Ad Agrigento invece lei, che è presidente dell'associazione Alzheimer, ha scelto di organizzare una manifestazione particolare che è programmata per il 2 ottobre. Sì, quest'anno abbiamo voluto fare un'iniziativa di tipo diverso, anziché celebrare solo la giornata mondiale Alzheimer, così come si sta facendo anche in altre parti, vogliamo fare una continuazione di questa giornata proprio perché non si deve risolvere tutto nella giornata dedicata alla malattia. Il problema delle famiglie che vivono questa grave patologia è un problema che purtroppo è vissuto quotidianamente 24 ore su 24. Pertanto noi quest'anno abbiamo voluto fare un'attività di tipo diverso, cercando di sensibilizzare la cittadinanza in maniera diversa. Tra l'altro abbiamo avuto la disponibilità e abbiamo organizzato una manifestazione di intrattenimento con alcuni artisti che volontariamente hanno presenteranno le loro performance a Casa San Filippo. Invito tutti alle 2 di ottobre alle ore 18, proprio perché in questo modo si vuole dare un segnale di presenza e di attenzione verso queste famiglie che vivono questa problematica. Infatti dico, la giornata non deve ridursi a un giorno all'anno, ma è una attenzione che deve essere prestata invece quotidianamente, una sensibilità, proprio perché noi vogliamo fare soprattutto un'attività di prevenzione, di informazione, perché una diagnosi precoce è l'unica arma vincente contro questa malattia. L'associazione appunto si occupa proprio di questo, offre tanti servizi. L'associazione, lo ricordo, è in via Dante 63 e offre la possibilità di assistenza non solo per le famiglie ma anche per i malati. La nostra associazione tra l'altro svolge l'attività di prevenzione con la somministrazione gratuita dei test di valutazione, per cui per ogni campanellino d'allarme è preferibile che ci sia un test fatto in più, anche se magari inutile, che non una diagnosi tardiva, sicuramente.